Ben trovati telespettatori di 7 Gold, ennesimo appuntamento settimanale con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ospite della nostra puntata questa settimana, l'ex presidente della Nissa, Arialdo Giammusso. Ben trovato presidente. Grazie. Con Penalty ormai c'è questo legame che diventa praticamente fisso ogni anno, anche se quest'anno insomma la tua presenza nel mondo del calcio dilettantistico è stata un po' più limitata, ti sei limitato ad una presenza fugace con il Real Suttano, che tra l'altro ha vinto il campionato. Sì, abbiamo bella soddisfazione. una bellissima soddisfazione anche in un campionato inferiore, vincere un campionato ai playoff. Ma come mai proprio Real Suttano? Perché insomma le tue esperienze ti portavano probabilmente a categorie anche più importanti. Ma dopo l'esperienza Nissa volevo prendermi un momentino di pausa, divertendomi proprio, certo, perché in eccellenza una squadra è una vera e propria azienda alla quale devi prestare molta cura, molta attenzione e curare tantissimi particolari. A fine anno ho avuto tante richieste da parte di altre società di potermi inserire nelle loro dirigenze, però ho preferito andare lì a Resuttano, dove c'erano tanti ragazzi che conoscevano, avendoli avuti in passato alla Nissa, una dirigenza fatta di persone per bene, di ragazzi soprattutto, in gamba. Il presidente Frugolino è una bravissima persona, un ex carabiniere, una persona molto gentile. Il mister l'avevo avuto alla Nissa e quindi mi hanno coinvolto i ragazzi ad andare a Resuttano. Abbiamo rinforzato la squadra, sì, ho portato giocatori di buon livello che avevano militato in eccellenza, come Caronia, sì, che avevo alla Nissa, Passaro che avevo alla Nissa, quindi altri giocatori, e c'è stato un salto di qualità. Abbiamo fatto un bel salto di qualità giocando un buon calcio. Adesso, per parlare del campionato di eccellenza, un tuo parere su questa stagione trionfante per l'Akragas, un po' deludente però ancora apertissima per l'Enna Calcio. Ma l'Akragas è partito essendo una squadra per ammazzare il campionato, con una ottima guida tecnica, un buon direttore sportivo, quindi avevano tutti i numeri per poterlo fare, perché già da qualche anno l'Akragas aveva queste ambizioni. Quindi era diciamo, nelle cose che vincesse il campionato. La sorpresa è stata l'Enna, perché l'Enna in un certo momento del campionato è stato proprio testa a testa con l'Akragas, quindi complimenti all'Enna, mister Strano, che hanno fatto veramente un buon lavoro, hanno una bella squadra, un attacco dirompente. Assolutamente, di grande qualità. Quindi con grandissimi giocatori, quindi l'Enna si è fatto un bel campionato, ma l'Akragas forse aveva qualcosina in più e alla fine il campo ha espresso un giudizio che era quello giusto. Possiamo parlare di mezza delusione per quanto riguarda la Don Carlo Misilmeri e metà delusione per il Pro Favara? La Don Carlo Misilmeri è una squadra che viene sempre allestita con grandissimi propositi, prende degli ottimi giocatori, però forse qualcosina viene tralasciato, qualcosina non è fatto in maniera adeguata per poter vincere il campionato. Cottone Antonio è un grandissimo amico mio. Sono sempre quasi all'ultimo gradino. Però sono quelli quasi all'ultimo gradino, a mio avviso qualcosina gli sfugge, perché succede sempre, anche se il calcio puoi allestire grandissimi organici e poi non vincere i campionati. Assolutamente. Però Antonio è una persona in gamba, molto in gamba, è una bella società, il Misilmeri, la Don Carlo Misilmeri, quindi penso che si rifarà presto facendo altri bei campionati. Questo per quanto riguarda il girone A. Per il girone B comunque grande successo da parte della nuova Igea Virtus, ma soprattutto questo Siracusa, che probabilmente qualche punto perso nella prima parte della stagione è costato caro. Chiaramente il Siracusa non è partito nel migliore dei modi, abbiamo visto che era in difficoltà nonostante avesse allestito una buona squadra. Poi l'avvento di Alessandro Ricci, il vicepresidente, una persona che conosco, una persona che ha una grande voglia di vincere, grande ottimismo, un grande imprenditore, ha portato qualcosina in più e è riuscito a recuperare quello che aveva perso inizialmente.
ma chi ha vinto dobbiamo dare merito, hanno vinto anche la Coppa Italia, tra dobbiamo l'altro. dare grande merito alla nuova Igea, che ha disputato un campionato veramente strepitoso e molto continuo, con risultati sempre costanti, e un bel gioco, una bella squadra, e quindi complimenti veramente. Soprattutto per quanto riguarda il girone B dobbiamo fare un plauso anche alla Leonzio di Serafino, che a detta di tutti comunque ha disputato una stagione pazzesca. È una bella squadra, la Leonzio, una grande tradizione calcistica, una piazza molto esigente, quindi un risultato che si confà a quello che è il prestigio di questa squadra. Beh, a questo punto vedremo cosa succederà la prossima stagione, tenendo presente che già da adesso si incomincia a fare un po' di calciomercato, no? C'è del fermento e chiaramente ci sono le squadre che hanno ambizione di vincere, vedremo come finiranno poi i playoff. I playoff quindi... che sono anche quasi un terno al lotto, perché si rischia addirittura poi di giocare una finale tutta siciliana, quindi soltanto una squadra siciliana potrebbe accedere la prossima stagione nel campionato di Serie D e l'altra ritornare mestamente a disputare di nuovo il campionato di eccellenza. Ma sia l'Enna che la Siracusa hanno le carte in regola per poter vincere i playoff. Beh, vedremo come andrà a finire. Certamente due importanti capoluoghi di provincia daranno filo da torcere anche alle avversarie proprio nelle semifinali, e poi eventualmente incontrarsi nella finalissima per quanto riguarda i playoff nazionali. Voglio parlare adesso del campionato di Serie D. È già partita la schermata dei risultati di playoff. L'FC Trapani che vince 1-0 contro l'FC Lamezia Terme e il Locri 1909 che vince contro il Licata 1-0. La finale domenica prossima sarà tra Locri 1909 ed FC Trapani. Nel frattempo c'è anche la schermata dei play-out, dove il Ragusa Calcio vince addirittura 6-0 contro il Real Aversa 1925 e il San Luca che vince contro il Paternò 2-0. Retrocedono purtroppo in eccellenza il Real Aversa 1925 ed il Paternò Calcio. Beh, a guardare i risultati intanto un plauso va all'FC Trapani, che si è risollevato alla grandissima con il ritorno anche di Alfio Torrisi, un Trapani che adesso si giocherà questa finale playoff in un campo certamente ostico qual è quello dell'Ocri. Come vedi questa partita? Alfio Torrisi è un mister che in noi grande stiamo ascesa, conoscendo ora. È un mio amico personale, è un ragazzo molto in gamba, mi aspettavo questo da Alfio, che riprendesse in mano il Trapani portandolo dove l'ha portato, vincendo anche questa partita domenica. È un ragazzo che lo conosco dai tempi quando era qui all'ACI Sant'Antonio, è uno che ci sa fare con la squadra, fa gruppo, ha grandi doti tecniche, una brava persona. L'avvento tra l'altro del nuovo presidente ha portato entusiasmo. Quando arriva un nuovo presidente che porta idee, progetti e porta anche una bella situazione economica alle spalle, questo aiuta sicuramente l'ambiente, no? Tu ne sai qualcosa per esempio a Caltanissetta? Ma chiaramente quando arriva una persona che vuole metterci impegno, vuole metterci passione, vuole metterci organizzazione, professionalità e soprattutto soldi, perché nel calcio ci vogliono, ahimè, pure sono quelli che ci vogliono in grande percentuale per ottenere un risultato positivo, è ben visto ovunque. Quindi Trapani c'è il nuovo presidente che è in pectore, o non so se no, è già definitivo. È già definitivo, quindi Antonini quindi ha dato entusiasmo all'ambiente, e io spero che continuino con Alfio, perché veramente potrebbe fare molto bene il prossimo anno. Hanno vinto contro l'FC Lamezia Terme, che potrebbe essere considerato in un certo senso un po' la delusione di questo girone I, forse perché proprio in questo girone c'era questo Catania imbattibile. Ma il Catania secondo me hanno preso sotto gamba la situazione, e dobbiamo anche considerare che gli altri gironi non stanno a guardare a livello tecnico, hanno belle squadre, quindi quando ci confrontiamo poi bisogna anche vedere i livelli. Però il Catania è una squadra già costruita con molti giocatori di categoria superiore che a mio avviso hanno sottovalutato l'avversario. Anche perché il Sorrento è sceso allo stadio Massimino con l'intento di portare via proprio i 3 punti fondamentali per proseguire la corsa verso la pool scudetto, giocando una partita decisa, accorta, attentissima e determinata. Andare a vincere al Cibali non è una cosa di tutti i giorni, quindi io dico più perché demeriti
del Catania. Beh, guardiamoci a questo punto gli highlights e le relative interviste post partita. Oggi un Catania sottotono, con la testa e con le gambe non pronta a fare questo tipo di prestazione. Che abbiamo giocato contro il Sorrento che domenica scorsa ha vinto il campionato, diciamo che avevano una gamba un po' più veloce rispetto a noi. Diciamo che il Catania, vincendo il campionato 2 mesi fa, giustamente affrontare questo tipo di partita oggi, diciamo che non siamo stati all'altezza di come siamo stati a fare prestazioni qui a Catania, questo sicuramente, anche se secondo tempo forse siamo partiti bene, poi abbiamo preso un gol un po' strano, forse l'arbitro se fischiava quella punizione era una cosa diversa, però va bene così, bisogna accettare il risultato del campo e soprattutto andare avanti. Se ci sta troppa vigoria in campo dall'esterno bisogna mettere calma, però va bene così, non mi piace parlare degli arbitri, non mi hai parlato, è parte integrante di una prestazione, a volte fanno bene, a volte fanno male. Penso anche loro si giocano qualcosa di importante in queste partite, come ce la giochiamo noi, se lo giocano anche loro, però bene così. Oggi non è che il Catania ha perso perché l'arbitro, il Catania oggi ha perso perché ha fatto una prestazione sottotono, cioè molti meriti del Sorrento ma molti dei meriti del Catania, per questo non è che, perché alla fine abbiamo fatto quasi mai, forse tiri in porta ne abbiamo fatto ben pochi come prestazioni, diciamo che loro una squadra che si abbassava molto e poi ripartivano, una squadra tosta, tonica. Si vedeva che domenica scorsa hanno vinto il campionato alla fine e a questo punto qua della stagione fanno la differenza. Poi è sempre facile giocare qui a Catania perché alla fine chiunque squadra viene contro il Catania c'ha tutto da guadagnare, per questo il Sorrento oggi ha fatto una buona partita, una buona ripartenza, ha fatto una partita con grande motivazione, faccio i complimenti a loro e molti dei meriti del Catania oggi. Una terna arbitale che fa faccia a faccia con un giocatore penso che non si è mai visto. L'arbitro è andato faccia a faccia con Lorenzini, il collaboratore è andato faccia a faccia con me e minacciavano, dicendo muti, silenzio, fenomeni. Noi abbiamo chiesto solamente, era fallo di mano, palese, poi la risposta è quella lì, è giusto che fa alzare un pochino il nervosismo, però abbiamo perso un pochino la bussola e non deve succedere perché la squadra può ribaltare i risultati in qualsiasi momento. In quel momento lì ci siamo fatti prendere dal nervosismo tutti e questo non deve capitare. Ci sta che si sbaglia, però bisogna sbagliare in buona fede, così mi sembra che c'è qualcosa che non era di buona fede, però ormai è andata la partita, abbiamo un'altra mercoledì, domani ci alleniamo e prepariamo questa partita che sicuramente sarà importante come quella di oggi, dove affronteremo una squadra che ha vinto il campionato oggi. Sicuramente faranno la festa perché ritornano nel professionismo dopo tanto tempo, però da parte nostra c'è ancora quella voglia di fare un risultato importante e di essere in corsa per essere ripescati come miglior seconda della Pro Scudetto. Sicuramente ci sta che oggi non sia stata la miglior prestazione del Catania, voi che abbiamo trovato una squadra con un grandissimo entusiasmo, una grande voglia di mettersi in mostra, con grande forza pure perché venivano da una domenica che hanno vinto un campionato inaspettato dove la Paganese si è fatta riprendere nel finale con grande entusiasmo, sono venuti qua a giocarsi la propria partita. Gli vanno fatti i complimenti perché hanno giocato a viso aperto. Catania diciamo non è stato lucido in alcuni frangenti. Abbiamo trovato una squadra forte comunque come il Sorrento, questa partita non come le altre abbiamo giocato più senza palla perché comunque abbiamo trovato una squadra importante che giocava bene e hanno fatto una gran partita. Comunque capitano partite dove non riesci a proporre il gioco, dove giochi con meno palla. Comunque oggi è capitata una partita del genere. Secondo me è anche un po' la vittoria del campionato in anticipo che ci ha portato ad avere questo atteggiamento, ma inconsciamente perché noi diamo sempre il massimo perché sappiamo l'importanza della maglia che indossiamo.
Diciamo che anche noi ci abbiamo messo del nostro oggi, perché non era il solito Catania che siamo abituati a vedere, e comunque abbiamo giocato anche contro una squadra forte come il Sorrento, che viene da un campionato vinto all'ultima giornata con tanto entusiasmo, e comunque anche questo non ci ha dato una mano. Poi l'arbitro fa parte della gara, fa parte del gioco, fa le sue scelte come noi facciamo la nostra partita. Ritorniamo a parlare dei playoff per quanto riguarda questo girone del campionato di Serie D. Ritorniamo a parlare comunque di un Licata che perde all'Ocri, però non dobbiamo dimenticare tutto quello che di buono ha fatto Romano quest'anno in questa stagione, acciuffando i playoff, che sono comunque sempre una bella soddisfazione, e perdendo in fondo contro il Locri, che è la vera e propria rivelazione di questo campionato. Ma in settimana mi ero complimentato col direttore Martello, con mister Romano, per quello che hanno fatto in questa stagione. Hai fatto bene. Perché hanno veramente dimostrato che costruendo una squadra fatta prevalentemente di giovani e credendoci, sono riusciti a ottenere un risultato veramente strepitoso. Quindi si può anche fare una buona Serie D non svenandosi, non spendendo ingenti capitali, e a Licata ciò hanno dimostrato. Andare a perdere con il Locri ci può anche stare, anche perché avevano due risultati sono campi soltanto su molto 3. ostili, in Calabria non è facile andare a vincere, però voglio dire, il Licata ha dimostrato grandissime qualità, bel gioco, tanti giovani che si faranno sentire nei prossimi anni, e mister Romano è una guida, è una sicurezza sicura, un grande allenatore. No, perché poi tra l'altro ogni anno il Licata puntualmente, non dico che smobilita, però è anche vero che costruisce sempre con nuovi giocatori una nuova squadra. Anche quest'anno rispetto a quella dello scorso anno si è notata questa differenza anche dal punto di vista tecnico, cioè ogni anno ha un suo aspetto questa squadra, grazie comunque al fatto che Romano riesce ad amalgamare bene giocatori che magari per la prima volta giocano in Serie D. Questo è un grande merito. Tutte le squadre di mister Romano hanno sempre avuto questa prerogativa e questa particolarità. Ragazzi inseriti in contesti con giocatori di maggiore esperienza, oppure squadre molto giovani come quella di quest'anno, hanno fatto veramente belle cose. Assolutamente, assolutamente. Voglio fare un passo indietro e tornare di nuovo a parlare dell'FC Trapani. Ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita per la squadra trapanese. Con questa vittoria si sono spalancate le porte della finalissima che giocherà domenica prossima contro il Locri. Il commento oggi è semplice ed è sempre lo stesso. Ragazzi encomiabili, eccezionali, uomini. Settimana irraccontabile. Oltre agli squalificati Kosovan e Gonzales, si sono fermati in settimana Mascari. Catania, ieri l'ultimo scatto di rifinitura si è fermato. E quindi la differenza fra il Catania e oggi, 5 undicesimi diversi. È cambiato il fattore ma non il risultato. Una squadra agguerrita, cattiva, una squadra che aveva fame, una squadra che voleva vincere a tutti i costi contro tutto e tutti. Vorrei partire a fare i complimenti a Kosovan, a Gonzales, che sono stati fuori tutta la settimana, naturalmente fuori dalla gara, hanno incitato i propri compagni in una maniera encomiabile. Questo è un gruppo di uomini che sono orgogliosissimo di farne parte e di guidarli. Questa è la vittoria del gruppo, questa è una partita dove l'aspetto tattico, le situazioni proprio di calcio devono passare in secondo piano. Oggi ha vinto un gruppo che in conferenza pre-gara avevo detto che era un gruppo che tutti dovevano invidiare, e oggi ho dato per l'ennesima volta la conferma. Quindi onore e merito a loro, che ancora una volta hanno dimostrato che nei momenti di difficoltà, e questa è una squadra che ha vissuto un anno di momenti di difficoltà, ne è sempre uscita alla grande, e quindi sono strafelice per loro che hanno raggiunto questo traguardo. Dicevo che Catania doveva essere il nostro punto di partenza per portarci a questi playoff, e oggi ce li godiamo, e
e siamo arrivati in finale. Come sapete già, io con il mister ho un rapporto molto stretto, diretto, e sono molto orgoglioso del lavoro che sta facendo, gliel'ho detto sempre, e quindi ha tutta la mia stima. Non avevo dubbi che oggi in condizioni veramente drammatiche lui riuscisse a tirar fuori dai ragazzi il massimo. Li ho visti stremati. Mister, adesso ci aspetta la finale, ma ci andremo per vincere. Sono contento che sono arrivato in un momento particolare, perché essere qui oggi vuol dire portare bene, e quindi portiamo bene e le cose positive ci piacciono. Quindi siamo per costruire qualcosa di importante, però invece di parlare preferisco far parlare i fatti. Quindi noi siamo qui, come dicevo al mister oggi, ci siamo fatti una bella chiacchierata. Ho visto oggi questi animali in campo che voglio sempre vedere, vorrò sempre vedere, questa voglia di arrivare sempre prima degli altri. Quando avremo questa voglia andremo lontani. Poi è chiaro, sliding doors del pallone, il palo entra, il palo esce, non è colpa di nessuno, però ce la metteremo tutta per stare sempre con questa cattiveria e questa voglia di uccidere gli altri in maniera sportiva, chiaramente, con la fame e la voglia di arrivare sempre più in alto, perché questo merita questa città, questi colori, e merita il Presidente per quello che ha iniziato a fare e non avete ancora visto niente. Una partita difficile, siamo stati bravi sotto punti di vista, maturi a gestire i momenti della gara, atteggiamento giusto, sicuramente oggi abbiamo messo qualcosa in più rispetto alle altre partite, visto le tante difficoltà, però alla fine l'abbiamo portata a casa e l'importante è questo. Vedendola da fuori ho sofferto, se non più, quasi quanto loro. Però vedendo il primo tempo, l'atteggiamento della squadra, ero abbastanza sicuro che le cose sarebbero finite così. E per fortuna nostra poi alla fine è finita così, e soprattutto è stata una partita dove si è lottato molto, quindi l'intensità e l'atteggiamento erano le cose principali da mettere in campo. Penso che su quello siamo stati molto più bravi noi. La dolente nota a questo punto invece dei play-out, dove piangiamo a metà noi siciliani, un Ragusa che vince in maniera sonante la sua partita contro il Real Aversa 1925, mentre invece purtroppo, ahimè, il Paternò abbandona il campionato di Serie D perché torna dalla trasferta contro il San Luca con una sconfitta abbastanza secca e pesante, un 2-0 che purtroppo condanna la squadra di Campanella. Parliamo prima del Ragusa, un Ragusa che veramente proprio nella parte finale della stagione ha ripreso per mano praticamente tutta l'intera stagione. C'è stato un momento in cui veramente la squadra sembrava quasi come se avesse mollato, e invece non è stato così. Ma questo dimostra che molto spesso cambiare tecnico, soprattutto quando si è un ottimo tecnico come mister Raciti, allenatore vincente che l'anno scorso anno aveva vinto il campionato e la Coppa, ha dato, spesso è un errore. Io sono sempre sostenitore del fatto che gli allenatori vanno sostenuti dall'inizio alla fine del campionato, solo in casi particolari, a meno che non ci siano problemi proprio interni, di gruppo, di ambientamento del mister, vanno sostituiti. Quindi mister Raciti ha dimostrato di essere un ottimo tecnico, un tecnico che è riuscito in un'impresa a salvare il Ragusa. Una stagione che tra l'altro era iniziata bene per la squadra ragusana, poi dopo la prima parte c'è stato uno sbandamento, l'avvento di Settineri non ha portato molti punti, il richiamo di Raciti è stato fondamentale, forse nel momento giusto, perché ha ricompattato l'ambiente che già giustamente conosceva. E chiaramente lui lì è di casa, lui lì ha vinto, quindi sì, anche il carisma di un allenatore che aveva già precedentemente vinto in quella piazza è molto importante. Quindi ci sarà successo qualcosa all'interno della squadra durante la stagione, e magari bisognava insistere su Raciti per dargli maggiore fiducia e forza. Infatti, perché spesso e volentieri la piazza grida talmente forte che la stessa società si trova un po' in imbarazzo e certe volte fa delle scelte un po' avventate.
La società alcune volte fa scelte avventate sotto pressioni esterne, però bisogna, solo chi vive all'interno può capire quello che succede nello spogliatoio, è vero. e non chi è dall'esterno, vedendo la partita la domenica, riesce a comprendere tante dinamiche che sfuggono ai più, ma che la società conosce bene, quindi deve andare dritto per la sua strada. Chiaro. Guardiamoci gli highlights e poi anche una bella intervista di Filippo Raciti. Rimanere in categoria vuol dire che questa società, questa squadra, questi ragazzi e questo staff tecnico possono stare benissimo in questa categoria e non come magari qualcuno durante l'anno ha detto. Ovviamente lasciamo perdere i discorsi da bar, lasciamo perdere tutto quello che è stato scritto. L'importante è che oggi Ragusa è rimasto in categoria, l'importante è che oggi abbiamo dimostrato che questo gruppo non ha mai finito di battersi. Oggi ho visto il Ragusa nella prima parte di stagione, oggi ho visto il mio Ragusa, quello costruito per fare questo tipo di campionato. Poi ovviamente i momenti brutti ci stanno, come nella vita, nel calcio è la stessa cosa, basta affrontarli. L'unico rammarico che ho avuto è stato sempre quello di essere stato messo in discussione dopo 4 anni di successi. Anche nelle migliori famiglie succede un periodo nero, ma questo sta a significare che nei periodi neri le famiglie, quelle vere, quelle genuine, si stringono e si vogliono bene ancora di più, perché io ero sicuro che in questo campionato potevamo di nuovo riuscire a marciare come abbiamo fatto oggi, come abbiamo fatto nelle ultime 3 partite e come abbiamo fatto inizio campionato. Ti ripeto, questa è la Ragusa che conosco io, questa è la Ragusa che ho allenato dal 1° di agosto e questa è la Ragusa che ho sempre voluto dal primo momento. All'inizio dell'anno voglio sempre tornare indietro perché oggi ho rivisto quel tipo di squadra. 4 gol abbiamo fatti a Cittanova, abbiamo vinto 3-0 fuori casa, tantissime gare, quindi ti ripeto, 3-0 in casa con la Vibonese una settimana fa e la sera andiamo ad analizzare la gara con il San Luca, andiamo a vedere che forse doveva finire, non dico 6-0 come oggi, però abbiamo avuto tantissime palle gol, quindi credo che i ragazzi nelle ultime 3-4 settimane hanno messo tutto quello che hanno e tutto quello che io ho chiesto ai ragazzi. 3 settimane fa io ho chiesto ai ragazzi solo di azzerare tutto, di non pensare a quello che era successo, campi in panchina, discussioni, magari discussioni tra giocatori, tifosi e tutto. Io ho chiesto solo una cosa, non gli ho chiesto niente, io ho chiesto di saper fare quello che sanno fare, perché li conosco per giocatori forti, di non pensare a niente e di azzerare tutto, e il nostro campionato era ripartito 4 settimane fa e devo dire che oggi i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta di apprendere, di prendere le parole, di essere ragazzi umili e decisi, perché questa salvezza sicuramente è tutto merito loro. Ritorna mestamente invece nel campionato di eccellenza che disputerà la prossima stagione il Paternò. Un Paternò che con Pagana aveva iniziato una stagione certamente con tanti punti interrogativi, proseguiti anche poi con l'arrivo di Boncore, poi è arrivato Campanella a cui un po' tutti avevano dato l'incarico di fare un miracolo. C'era quasi riuscito, se non che nelle ultime 3 partite è successo qualche cosa, si è rotto qualche meccanismo, la squadra non ce l'ha fatta e ritorna mestamente nel campionato di eccellenza. Dove sta secondo te il momento più sbagliato della stagione del Paternò? Ma secondo me Campanella doveva essere chiamato prima alla guida del Paternò, perché mister Campanella è il mister delle missioni veramente impossibili, quindi lui poteva sicuramente, se fosse stato chiamato prima avremmo parlato, secondo me, poi il calcio conosciamo le dinamiche di tutt'altro che la retrocessione, quindi la chiave sta lì. A un certo punto bisogna fare delle scelte, la società in quel caso lì non ha fatto la scelta giusta, che poi i risultati lo hanno dimostrato, e purtroppo il Paternò è retrocesso. Mi dispiace perché Paternò è una piazza assolutamente importante, molto bella, presidente Mazzamuto. Ecco, proprio su Mazzamuto, può aver influito il fatto che Mazzamuto all'inizio della stagione aveva mollato, poi è stato richiamato, al suo ritorno con l'avvento anche di Campanella stava per compiere il miracolo? Sono convinto che l'avranno chiamato sicuramente molto prima, poi magari
il Presidente, conosco bene il suo grande affetto che ha per il Paternò, ha ceduto dopo nel momento in cui... Ed era già troppo tardi. Ed era forse. già troppo tardi. Guardiamoci le interviste post partita. Purtroppo, ahimè, come abbiamo detto poc'anzi, il Paternò ritorna mestamente nel campionato di eccellenza. Purtroppo abbiamo fatto una partita dove non siamo riusciti a esprimerci al meglio come le ultime 3 gare. Abbiamo fatto le ultime 4 gare fotocopia senza riuscire a incidere. Purtroppo questa era una partita decisiva, dove ci giocavamo tutto. Non siamo stati bravi a conquistarci questa permanenza in Serie D. Io oggi mi auguravo di non scendere in sala stampa perché avrebbe significato un brutto epilogo, però purtroppo ci ritroviamo qui, dobbiamo leccarci le ferite, chiediamo scusa ai nostri ultras, a tutta la città, però state tranquilli che siamo vivi, il Paternò c'è, anche l'anno prossimo ci sarà, e ripartiremo più forte di prima. Voglio in primis, al di là di tutto, ringraziare il direttore Pizzata, che è stato l'artefice del mio arrivo a Salerno. Quindi dedico questa salvezza soprattutto in primis a loro e poi ai miei ragazzi, alla società, ma ai miei ragazzi che sono stati straordinari. C'è stata subito un'empatia, l'ho detto, dall'inizio, dal mio primo giorno. Magari c'era un po' di scetticismo all'inizio, però subito dopo, alla ripresa, dopo il secondo e il terzo giorno, ho capito che questa squadra si poteva salvare, perché veramente mi ha seguito in tutto e per tutto. E oggi una prestazione del genere, fatta in una partita così complicata, dove ci giocavamo un'intera stagione, vuol dire che veramente tutti hanno remato dalla stessa direzione. La prossima stagione nel campionato di eccellenza ha i nastri di partenza, quindi troveremo il Paternò, troveremo qualche importante altra realtà. Sarà ancora una volta un campionato di eccellenza di grande qualità che fa della Sicilia certamente una regione di grandissima prospettiva dal punto di vista tecnico, perché le società investono, e mi sa che la prossima stagione il campionato di eccellenza vedrà proprio ai nastri di partenza tantissime società che vorranno fare il salto di qualità. Tu che ne pensi? I nostri campionati di eccellenza sono sempre dei bei campionati dove il tasso tecnico è molto elevato, perché magari si attinge a serie superiori e ci sono giocatori di grande esperienza. E quindi per la Sicilia, diciamo il sud, l'eccellenza è già un campionato di ottimo livello. Al nord penso che non ci siano, perché sono quasi dopolavoristi, sì. Invece qui i giocatori sono stipendiati e quasi professionisti, quindi è un po' differenza, si ci allena molto di più rispetto ad altre realtà. La realtà economica della Sicilia non è che sia conosciamo bene, non è che sia così fiorente. Molto spesso noi ci troviamo anche a dover affrontare delle grosse difficoltà dal punto di vista logistico. Abbiamo stadi veramente... E tu ne sai qualcosa, perché mi ricordo la tua stagione a Caltanissetta è stata travagliata proprio perché non avevate un campo. Noi non avevamo un campo in cui poter giocare a calcio, dove allenarci. Eravamo così sballottati tra Caltanissetta e Campofranco, è stato veramente difficile poter portare avanti quella stagione, nonostante la prima parte fossimo in prima posizione. E quindi ci vuole, oltre al denaro dei presidenti, ci vuole la collaborazione delle amministrazioni comunali. Come vedete il presidente dell'Icata Archenicati si è dimesso, ha mollato, ma perché non è possibile poter portare avanti una squadra di alti livelli, e l'Icata ha investito, la dirigenza Archenicati hanno investito molto negli ultimi 5 anni. Non avere uno stadio è veramente vergognoso per quella piazza. A me dispiace tanto che il presidente di Licata ha mollato,
però se non c'è l'aiuto da parte delle amministrazioni comunali, un presidente non può fare il problema è che spesso e volentieri le amministrazioni comunali si scontrano in quelli che sono le realtà di budget che proprio le stesse amministrazioni debbono investire nello sport. Quando devi andare a fare uno stadio completamente nuovo, giustamente ci vuole un bel budget, e siccome i budget non ci sono, ci sono tanti finanziamenti da parte del CONI, dell'Europa a favore degli stadi. A Canistetta l'abbiamo ottenuto, quindi ci vuole anche la buona volontà da parte degli amministratori. Anche se c'era già una struttura base, perché sappiamo benissimo che il Tomaselli aveva comunque una struttura già di ottima qualità, predisposta soltanto al miglioramento del manto. Paesini, sulle Madonie, piccole realtà come Riesi, Fasanò hanno rifatto gli stadi, è una grande realtà come Canicattì non ha uno stadio, quindi è veramente vergognoso. Lì qualcuno si dovrebbe passare la mano sulla coscienza e dare una mano alla squadra del Canicattì, anche perché lo merita. Sappiamo benissimo che il Canicattì ha un bel bacino di tifosi, una tradizione legata anche tantissimo tempo fa alla Serie C. Il fatto appunto di non avere un campo disponibile è certamente un grande handicap, e sicuramente la scelta delicata è legata moltissimo a questa situazione della struttura. Sia quella la scelta, perché il piacere di un presidente è andare allo stadio, vederlo pieno, mezzo ai propri tifosi, vedere la squadra sostenuta, perché ve lo assicuro è una grandissima emozione. Quando tu non vedi nessuno allo stadio è deprimente, oppure non hai uno stadio è deprimente, dici ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare, è vero, è vero. Ci dobbiamo fermare, abbiamo lo spazio dedicato alla pubblicità, tra poco rientreremo in studio. Voglio parlare ancora con il presidente Arialdo Giammusso un po' della Nissa che sarà, quella del futuro, e poi parleremo anche delle finali per quanto riguarda la Coppa Sicilia del campionato di prima categoria, e parleremo anche della Coppa Italia del campionato di promozione, vittoria finale tra l'altro della super giovane Castelbuono. A tra poco. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antone. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria. Ed inoltre assistenza partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 6174 981 oppure 095 6174 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giadaimmobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere.
Eccoci rientrati, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, in onda sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Seconda parte che inauguriamo subito con una chiacchierata dedicata alla Nissa. Perché? Perché abbiamo ospite l'ex presidente della Nissa, Arialdo Giammusso. Allora Arialdo, tra l'altro sappiamo che sei diventato il consulente personale di quello che è il nuovo presidente, il nuovo progetto di questa Nissa. Posizione marginale o importante? Io non sono tipo che accetta le posizioni marginali. È vero, infatti mi ha sorpreso questo tuo ruolo, mi ha sorpreso. Conoscendomi, io avevo detto basta con la Nissa, avevo scelto di non più partecipare perché ero un attimino scoraggiato dall'ultima stagione. Il presidente Giovannone è una persona che ha una grande visione del futuro, visionaria, una persona che vuole, un grande imprenditore, una persona capace che vuole portare la Nissa a grandi livelli. Mi ha chiamato, mi ha chiesto di partecipare al suo progetto. Io ho detto che per il momento preferirei stare un po' alla finestra, stargli vicino, non assumendo, diciamo, un ruolo di vero e proprio dirigente o socio della società. Quindi poi non si sa in futuro cosa potrà accadere, però dico, ho visto una bella mentalità in Giovannone, un uomo che ama il calcio, ha molte competenze calcistiche, sa come si gestisce una società. Quello che ho appreso io nei miei anni di presidenza della Nissa nel calcio lo metto a sua disposizione, spero di consigliarlo bene, discutiamo spesso sul futuro della Nissa e di quello che bisogna fare per vincere. Tra l'altro sottolineando anche che forse finalmente il problema del campo non ci sarà più la prossima stagione, perché insomma il nuovo stadio è meraviglioso ed è veramente il campo giusto, lo stadio giusto per una squadra da vertice. A Caltanissetta abbiamo un grande stadio a questo punto, col terreno di gioco è stato rifatto, panchine, è veramente un colpo d'occhio, lo avete visto tutti. In occasione proprio anche della partita del Catania. Partita del Catania è stata bellissima, quella cornice di pubblico. Mi auguro che a presto vengano sistemate l'agibilità delle gradinate, perché mancano i tornelli per poterlo espandere, e quindi sarà veramente uno degli stadi più belli della nostra regione, nel quale tanti eventi si possono organizzare. Questo cosa ci fa pensare? Che a questo punto questa Nissa è pronta per investire sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, quindi anche nuovi dirigenti e probabilmente anche nuovi giocatori? Chiaramente sì, si sta strutturando un progetto a lungo termine nel quale il Presidente vuole portare addirittura la Nissa in categorie superiori alla Lega Pro. Quindi mi auguro che così sia. A te può far solo piacere. A me può fare solo piacere perché ho l'onore di poter dire di aver riportato la Nissa nel calcio che conta in eccellenza, di aver sostenuto 2 campionati con buoni risultati, quindi per me è un grande piacere, come un bambino che lo vedo crescere affidato ad altri. Tra l'altro hai visto crescere anche questo progetto del Real Suttano, no? Quest'anno con questo tuo personale coinvolgimento hai comunque vinto un campionato dalla prima categoria in promozione. Ma al Resuttano io devo dire che a gennaio avevo un po' mollato, allontanato la mia presenza, perché capisco bene che sono abituato a ritmi, modelli organizzativi un po' di categoria superiore, e magari spesso potevo trovarmi a scontrarmi con i dirigenti, però sempre rimanendo nella cordialità, nell'amicizia e in tutto. Ho aiutato a allestire la squadra, abbiamo allestito un grosso gruppo che penso che al risultato non c'era mai stato, è un piccolo paese. Non per niente, per la prima volta la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. E quindi per la prima volta se disputerà la promozione, qualcosa il presidente Giammusso l'ha fatta in quella squadra. Quindi il prossimo anno il Resultano
dovrà disputare un campionato per mantenere chiaramente la categoria, perché in un paesino così piccolo non si può... Tra l'altro con un campo fatiscente. Il campo non potrà essere utilizzato perché non è omologato per la promozione. Quindi giocheranno a Caltanissetta sicuramente? Molto probabilmente giocheranno a Caltanissetta, se non ci saranno altre piazze che offriranno migliore disponibilità o che possano confarsi alle esigenze del Real Sultano. Quindi vedremo. Io ho detto già ai dirigenti, l'ho detto pubblicamente anche a un giornalista che mi ha intervistato, io sono a fianco loro dal punto di vista di consigli che posso dispensare. Il problema è che il primo grande amore non si dimentica, il primo grande amore di Arialdo Giammusso, diciamolo pure, è questa benedetta Nissa. Chiaramente. E quindi è inutile nascondersi da è la squadra della mia città, è la squadra della tua città. La squadra che vedevo da ragazzino, andavo allo stadio assieme a mio padre, quindi quella è la mia squadra. È vero, è anche vero. se il risultato, devo dire, è a 20 km, sì, è abbastanza è molto vicino, sì. Quindi lì il clima è diverso dal punto di vista delle pressioni, è vero. La bicchierata dopo gli allenamenti. È il calcio dilettantistico che ci piace, perché diciamolo pure, il calcio dilettantistico siciliano si divide un pochettino, il campionato di eccellenza che poi di dilettantismo non ha più nulla, e poi il campionato di promozione, ma soprattutto quello di prima categoria, vive di queste atmosfere dilettantistiche, perché sennò altrimenti mica siamo tutti professionisti. Però ti devo dire, la domenica quando si va in campo a seguire una assolutamente, partita, grande impegno. Il pathos e il coinvolgimento è lo stesso, anche se il livello, diciamo, tecnico cambia. Però il piacere di vedersi una partita c'è sempre quando sei partecipe di un gruppo. È vero, è vero. Real Sultano dunque che la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Tu che hai conosciuto bene chiaramente tutto il gruppo atleti, il gruppo dirigenti, vuoi fare qualche nome, perché sicuramente hanno contribuito con il loro impegno a questo grande salto di categoria? Ma la squadra è guidata da un bravo allenatore che è mister Di Matteo. Io lo avevo avuto in precedenza in promozione alla Nissa, è un ragazzo che ci mette cuore, passione, ha buone capacità tecniche e soprattutto ha un grande carisma, riesce a fare gruppo con i ragazzi. È prima categoria importantissima, è la cosa fondamentale, è un padre di famiglia, lo chiamano in squadra, quindi lo vedono come il compagno in campo più grande, quello che li guida. Un bel feeling, insomma. È un bel feeling, un bello spogliatoio, giocatori come Caronia, come Caponnetto, come il portiere Michele Noto, che avevo anche avuto alla Nissa in promozione, Cordaro, Mattia Vitale, tanti bravi ragazzi, e soprattutto Luca Tomaselli, che è il capocannoniere del girone, un altro ragazzo che era ex Nissa, che ha fatto 18 gol quest'anno, al fiuto del gol pazzesco, quindi un ragazzo che insomma ci sono già le basi anche per la prossima stagione. Molto credo, di questa squadra può essere portata in promozione. Poi ci sono dirigenti sempre presenti come Gianluca Panzica, che è riuscito ad amalgamare questo gruppo e portarlo avanti anche quando io mi sono distaccato, hanno continuato a fare bene, quindi applauso a tutti loro. Assolutamente. Veramente un bellissimo risultato, spero di poter essere utile anche per la prossima stagione per loro. Si vede che sei un amante dello sport e sei soprattutto amante di valori sportivi che un po' nel calcio sono scomparsi. Assolutamente, io ai ragazzi parlo sempre negli spogliatoi, ho questo vizio e cerco sempre di portare prima i valori che sono morali, prima e sportivi, soprattutto sportivi. A me non è mai un nemico, è sempre l'avversario, massimo rispetto per gli avversari. Come hai visto, quando ha vinto il Canicattì abbiamo fatto la passerella d'onore al Canicattì, che è una cosa che nei nostri campionati poco si usa, però voglio dire, noi ho sempre voluto mantenere rapporti buoni con tutte le altre squadre, dando sempre l'immagine di sportività. Ci sono state squadre come il Missilmeri, che per la Nissa è una bestia nera, venne a vincere a Caltanissetta, io salì sull'autobus complimentandomi con la squadra, quindi per me calcio è sport, quindi come tale va visto. Adesso, per continuare a parlare del campionato di prima categoria, guardiamo subito la schermata per quanto riguarda la Coppa Sicilia. Il risultato più sorprendente è certamente la vittoria dell'Aquila Bafia 1-0 contro l'Aci Galatea e la vittoria fuori casa anche del San Giorgio Piana 2-1 contro il Monforte San Giorgio. La finale dunque domenica prossima sarà Aquila Bafia
e San Giorgio Piana, tenendo presente che l'Aquila Bafia ha già vinto il suo campionato, il suo girone. Il San Giorgio Piana, a prescindere dal risultato finale, la prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Siamo nella parte finale, un'altra battuta con il nostro ospite Arialdo Giammusso, legata sempre al Real Suttano, perché all'interno di questa squadra c'era anche una persona ultra quarantenne che è stato un vero e proprio trascinatore. Questo calciatore a cui ti riferisci tu si chiama Alfredo Ferrara. L'ho portato io personalmente su consiglio di mister Aprile, Marco Aprile, al Real Suttano, un calciatore che mi ha veramente stupito, nonostante la sua età per quanto riguarda il calcio, a 42 anni, giocava come un leone, come un ragazzino di 20 anni. Un vero e proprio trascinatore. Un grande trascinatore, un uomo squadra, uno che veramente ce la mette tutta per far vincere la propria squadra. Ma c'erano ragazzini anche come Giorgio Pulizzi, un attaccante, Lauricella che avevo alla Nissa, Del Riccio e tanti altri che hanno veramente fatto bene in questo campionato. Beh, vedo che insomma questo amore con il Real Suttano non si è ancora del tutto smarrito o disciolto, rimane ancora questo feeling. Ma io sono una persona che si lega alle altre persone, per me i ragazzi sono come la mia famiglia allargata, quindi non posso slegarmi dagli affetti che ci piace questa cosa, nutro nella mia vita. Ci piace, ci piace. Concludiamo qui la nostra puntata odierna di Penalty. Io voglio ringraziare Arialdo Giammusso perché con lui insomma, abbiamo spaziato dal campionato di Serie D al campionato di prima categoria. Insomma, un dirigente di sport, quando parla di sport così, è un piacere averlo Grazie, ospite. è un piacere essere qui in questa trasmissione seguitissima. Tutti mi dicono, quando sono stato qui ti abbiamo visto sul Penalty, tu riesci a fare veramente belle cose, mi complimento con te per l'impegno che ci metti nel nostro calcio regionale, deve qualcosa anche a te. Grazie, grazie ad Arialdo Giammusso, noi concludiamo qui e vi diamo appuntamento chiaramente alla prossima settimana, come al solito con una nuova puntata di Penalty. Però attenzione, non vi lasciamo subito, perché subito dopo la sigla ci sarà lo spazio dedicato al faccia a faccia. Questa settimana con un allenatore assolutamente vincente. Noi ci vedremo la prossima settimana. Nel nostro faccia a faccia oggi la puntata è dedicata ad Alfio Torrisi, allenatore del Trapani. Ciao Alfio, ben trovato. Ciao Ettore, grazie. Sei pronto a rispondere alle nostre domande che sono un po' trabocchetto, però saranno domande che cercheranno di far capire un po' a tutti la figura di Alfio Torrisi. Cercherò di farmi trovare pronto, Benissimo. di non cadere in questi trabocchetti. Prima domanda. Dalla gavetta dei Campi Polverosi al palcoscenico di una grande del calcio siciliano. A chi devi dire grazie? Una bella domanda. Alla mia famiglia, a mia moglie in particolar modo, mia primissima tifosa assoluta, sin dalla terza categoria, proprio dai Campi Polverosi della terza categoria. Mia moglie mi è sempre stata accanto, ha sempre creduto in me, mi ha sempre stimolato a fare il massimo. Ricordiamo il nome di tua moglie? Graziella. Ed ecco lei che mi ha dato la forza per cercare di studiare, di aggiornarmi, di migliorarmi per raggiungere questi palcoscenici che oggi sicuramente sono importanti, ma che con molta umiltà cerchiamo sempre di migliorare. Adesso però questi raggiungimenti hanno un valore secondo me doppio. Sì, sicuramente sì, perché non è da molto tempo che alleno. In 8 anni abbiamo passato degli step importanti in una maniera molto veloce. Non è detto che 8 anni fa lei in terza categoria e oggi non potevi mai pensare che sarebbe avvenuto tutto questo. Però quando c'hai la famiglia che ti sostiene e una moglie speciale come quella che io ho, a prescindere da tutto diventa più facile. Quanto del tuo carattere personale c'è nell'energia delle tue squadre? Dammi una percentuale. 100. 100%. Il 100%, sì. Io penso che più cresco, più ho a che fare con giocatori anche
di esperienza, con giocatori che vengono da categorie superiori, come è stato quest'anno a Trapani, dove ho la fortuna di allenare gente che ha fatto anche la Serie B. Capisco e ne sono certo adesso, ho certezze che l'aspetto mentale va oltre il 70%, anche più di quello tattico in alcuni casi. Quindi la gestione del gruppo è cercare di creare stimoli nuovi, di creare un obiettivo comune che per raggiungerlo l'unica strada è quella della coesione, soprattutto mentale, e cercare di avere tutti, di indirizzare tutti verso il raggiungimento, il percorrere una strada che ha tante insidie, però le insidie bisogna superarle soprattutto con la forza mentale. Tutto questo poi ti serve anche per avere la disponibilità da parte di questi giocatori leggermente un po' più famosi. È così, perché quando tu riesci a prenderli sotto l'aspetto mentale, io lo capisco quando poi con i giocatori si arriva anche al punto di parlare delle cose personali, delle cose familiari, dei problemi che hanno fuori dal campo. Quando si riesce a arrivare a questo vuol dire che li hai presi, e quelli sono dei giocatori che dentro il campo ti daranno tutto, il massimo, anche più di quello che hanno. La cosa che faresti di impatto nel mondo del calcio, senza pensarci un attimo? Dare la possibilità a chi merita di giocarsi le proprie chance, soprattutto a livello documentale, cioè nel senso, io sono stato ammesso al corso di Coverciano in una maniera molto fortunosa, chiamiamola, no? Perché con il punteggio non sarei mai entrato, e questo è un grosso handicap, perché c'è gente che non ha giocato al calcio come non ho giocato io, che ha tutto il diritto di partecipare ai corsi, ha tutto il diritto di avere un sogno nel cassetto, di avere una coltivarlo chance. E avere una chance, hai detto la parola giusta. Quindi io cambierei questo metro di giudizio per l'ammissione ai corsi, per dare la possibilità alla gente di dimostrare, perché io penso che c'è tanta gente che non ha titoli perché non li può prendere, ma che ha le capacità comunque di allenare anche noi professionisti. Hai un po' anticipato la domanda che adesso ti voglio fare. Sei appunto diventato un allenatore professionista con il patentino di seconda categoria, ma quanto ti senti diverso rispetto a prima adesso? Sotto il profilo professionale di competenza tanto, perché Coverciano è stata un'università del calcio, una situazione dove veramente hai preso tanto, sia sotto l'aspetto tecnico ma soprattutto sotto l'aspetto umano. Il continuo confronto con i corsisti e con i docenti riesce a darti qualcosa che non puoi trovare sui libri, su webinar, su tutto quello che, perché lì si parla di realtà vissute nei campi, di situazioni reali, e quindi soprattutto con le persone che l'hanno vissuto in prima persona. In prima persona, certo. A livello umano tanto anche, ma soprattutto a livello anche didattico, hai avuto possibilità di prendere nuovi spunti, cose che naturalmente prima non potevi sapere. Chiaro. Cosa fai prima di una partita importante? Cioè la tua notte prima della partita importante, come la vivi? Dormo. Riesci a riposare? Sì, quindi dormo la bene. tua adrenalina scatta soltanto quando poi arrivi in campo? No, la notte riposo serenamente, tranquillamente, anche in albergo quando siamo fuori, non ho mai difficoltà sotto questo punto di vista, perché penso che il nostro non dobbiamo farlo più il sabato sera se non dormiamo, il nostro dobbiamo farlo bene dal martedì al sabato Questo è mattina. anche vero. Il sabato dobbiamo andare a letto sereni, di aver fatto il massimo per portare la squadra a una performance sia mentale, tattica importante, e aver dato tutti gli argomenti possibili e immaginabili ai tuoi giocatori per cercare di poter fare male all'avversario. Cosa amano di te i tuoi giocatori, e vorrei sapere anche quello che non sopportano di te i tuoi giocatori? No, onestamente è una domanda che non mi sono mai fatto. Io ho il mio modo di lavorare, il mio modo di colloquiare, e penso che a prescindere da cosa possa piacere a loro o meno, io tutto quello che faccio lo faccio con onestà, con coerenza e con trasparenza, quindi ho la coscienza pulita. Poi magari con qualcuno ci può essere un po' di empatia, con qualcuno meno, però quando noi facciamo tutto e lo facciamo con l'onestà intellettuale, senza guardare il nome, la carta d'identità, ma basandoci solo su quello che dice la settimana, io penso che sicuramente non possiamo piacere a tutti,
però nessuno può dire che facciamo scelte per antipatia o simpatia, perché quando l'allenatore fa le scelte in base a ciò che vede della settimana guadagna il rispetto del gruppo, perché a discapito di uno che sta poco bene, gioca un altro che sta bene o che ha fatto qualcosa in più durante la settimana, non può creare equivoci assoluti. Assolutamente. Per chiudere, cosa metteresti davanti a tutto? Attenzione, la tua famiglia, la fama... La famiglia. Aspetta, non vuoi sentire le altre? Assolutamente. La famiglia al di sopra di tutto. Al di sopra di tutto. Per me, neanche i soldi, no, la fama? Non esiste. La famiglia per me è l'unica cosa che conta nella vita. Anche perché ci hai costruito un po' anche la tua intellettualità forte, no? Per me la famiglia è la cosa più importante. Avere una famiglia unita, di sani principi, è una cosa che per me è fondamentale. Sto cercando di trasmettere questo ai miei figli e per me è una cosa di vitale importanza. Senza l'appoggio di una grande donna o di una famiglia che ti sostiene non puoi andare da nessuna parte. Io domenica allo stadio, la partita proprio contro il Catania, avevo i miei figli, la mia famiglia, i bambini sono entrati mano per la mano con i capitani, uno con Lodi e l'altro con il mio, mia moglie in tribuna a tifare. Poi quando tu arrivi a fine partita, piccoletto mi dice il maschietto alla mamma sono orgoglioso di papà, oppure mia moglie che è veramente orgogliosa di me. Questo è un principio su cui sono le basi, su cui andare a creare la carriera, il futuro, anche economico, perché no? Chiaro. Io in particolar modo, avendo perso il papà a 2 anni, è stata una mia spada di Damocle non poter avere una famiglia che magari ho sempre sognato da piccolo, cerco di averla adesso dove io ne sono a capo. Vogliamo ricordare i nomi dei tuoi bimbi? Sì, Gaetano e Francesca sono 2 gemellini. 2 gemelline, di sì. 5 anni, che adoro. E le immagini parlano di una felicità tua esagerata proprio anche nei confronti della tua famiglia. Sì, per me la famiglia è tutto. Ripeto, io non potrei vivere senza la mia famiglia. Grazie al nostro Alfio Torrisi, a cui auguriamo ogni bene e ogni fortuna per i suoi sogni e anche alla sua bella famiglia che lo accompagna praticamente sempre 24 ore su 24. Sì, è vero, la mia famiglia mi accompagna sempre, mia moglie mi è stata sempre vicina in momenti difficili, come quest'anno. Dopo l'esonero la prima cosa che ha fatto mi ha sistemato la valigia, anche se non stavamo benissimo. Diceva, ecco Verciano, vatti a prendere sto corso e l'autostrada già è ben delineata, vatti a prendere il patentino. E questo per me è un motivo di forza e di orgoglio, perché quando c'hai qualcuno alle spalle che ti spinge a dare sempre qualcosa di più, e quelle sono le fondamenta, le basi per crearsi qualcosa di importante nella vita. Grazie ad Alfio Torrisi, abbiamo concluso qui lo spazio dedicato al faccia a faccia. Appuntamento al prossimo.